Bentrovati e grazie ancora una volta per averci scelto, per aver scelto il 10 del digitale terrestre, quindi 10 per seguire l'informazione che noi vi offriamo 24 ore al giorno, provando anche a fare degli approfondimenti. In questo caso, come al solito, 7 si tratta di una settimanale, quindi riavvolgiamo il nastro e proviamo a trattare quelli che sono stati i principali servizi nell'arco degli ultimi 7 giorni, selezionati appositamente dal nostro regista che è Luca Chito e ovviamente mandati in onda da quella che è la nostra redazione giornalistica, che ringraziamo per il quotidiano lavoro svolto al servizio ovviamente della comunità, di coloro i quali hanno scelto da tempo di seguire per l'appunto il nostro canale televisivo. Una settimana trascorsa rispetto all'ultima, quindi, dove ancora una volta a farlo da padrone nelle argomentazioni, nelle discussioni, nelle preoccupazioni, nell'agone politico nazionale e anche in quello regionale, c'è il Covid-19, c'è la ripresa e la diffusione di dati allarmanti e preoccupanti con numeri che ovviamente risuperano i 5.000 contagi al giorno, con purtroppo i decessi che aumentano ancora di più e con il rischio soprattutto che pensando poi a quella che è la situazione del meridione d'Italia, del sud Italia in particolare, con regioni partendo dalla Campania a scendere, quindi arrivando anche in Calabria, potrebbero accusare il colpo di non avere dal punto di vista sanitario delle strutture che possano accogliere eventuali aumenti di ricoveri in quelli che poi sono i reparti di terapia intensiva. È chiaro che questo ce lo auguriamo tutti quanti, ma è d'obbligo interrogarsi su quella che poi è l'azione di chi in questo momento sta continuando a gestire la sanità in Calabria, con il commissario, con quello che accadrà da qui a fine ottobre, quando probabilmente è scaduto il mandato, non sappiamo se si rinnoverà, se verrà cambiato il piano rispetto al commissariamento, se arriverà qualcuno di nuovo, ma è importante interloquire con quelli che poi sono i piani politici regionali e cercare soprattutto di dare delle risposte importanti e immediate, perché sappiamo che la situazione sanitaria della nostra regione è al collasso. Una nazione quindi che sta provando e un governo ad affrontare questa pandemia, nonostante poi i negazionisti, che poi onestamente non capisco dove vogliono andare a parare. I dati sono allarmanti per quello che riguarda anche l'intero mondo, perché i dati arrivano preoccupanti da quello che è la situazione negli Stati Uniti, nonostante l'arroganza del tycoon che continua a dire che si può superare tutto quanto, nonostante i numeri preoccupanti in Francia, quindi torniamo al vecchio continente, in tutta quanta l'Europa, nel Regno Unito. Tutto, insomma, così come l'India d'altronde, tutto quanto questa crescita di nuovo, questa diffusione della pandemia è molto preoccupante soprattutto per la salute di tutti quanti noi, ma anche sulle ricadute economiche che eventuali nuovi lockdown imposti dai numeri di contagio potrebbero avere su quello che è poi lo sviluppo economico di tanti paesi, quindi di tante nazioni. Ma arriviamo a noi e capiamo quelli che sono gli argomenti da trattare questa settimana, per cui spazio ai titoli. 7 nel numero di questa settimana. Covid-19, crescono i contagi, il senatore Misit. C'è emergenza, ma occorre non dimenticare altre patologie infettive. Nuovo DPCM. Obbligo mascherine anche all'aperto su tutto il territorio nazionale. Post-elezioni, assembramenti tarantelle e trenini. Quando è la politica a non rispettare le regole. Ciclismo, grande entusiasmo in Calabria per il passaggio del Giro d'Italia. Partiamo appunto dalla prima pagina di questo nostro sfogliare la settimana attraverso questa rubrica che si chiama per l'appunto 7 e partiamo quindi dal Covid-19. C'è un DPCM e quindi adesso su tutto il territorio nazionale c'è l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, anche all'aperto. In Calabria non cambia quasi nulla, visto che l'obbligo di utilizzo della mascherina all'esterno era stato già imposto con scadenza 7 ottobre anche dal governo regionale, ma il nuovo decreto legge Covid sancisce l'obbligo di portarle sempre con sé fuori da casa, ma anche di indossarle su tutto il territorio nazionale all'aperto e al chiuso, salvo che ci si trovi in luoghi isolati o si sia a casa propria.
La stretta è raccomandata, non imposta dal governo anche dentro casa. Se si ricevono familiari o amici, dice il Premier Conte, meglio indossarle e mantenere le distanze. Il decreto disegna la cornice delle norme anticontagio fino alla scadenza dello stato di emergenza del 31 gennaio. Così il governo prova a contrastare la seconda ondata di contagi. La mascherina non va indossata a casa propria, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Per le regole su distanze e mascherine negli uffici, nelle fabbriche, nei negozi, continuano a valere i protocolli e le linee guida anticontagio già previsti. Rimane il divieto di assembramento. Tra le persone si deve mantenere la distanza di 1 metro, 2 metri se si fa sport. Restano chiuse le discoteche. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 per quelli all'aperto, con l'obbligo di garantire 1 metro di distanza tra gli spettatori e la misurazione della febbre all'ingresso. Multe salate per chi viola le norme anticontagio, incluso l'obbligo di indossare le mascherine. Restano da 400 euro a 1000 euro. Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena rischia l'arresto da 3 a 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5.000 euro. Le regioni, in base al nuovo decreto legge Covid, possono adottare soltanto misure anticontagio più restrittive di quelle disposte dai DPCM del governo. Possono adottarne di ampliative più permissive solo d'intesa con il Ministro della Salute. E quindi questo ci sembra chiaro, si possono applicare norme più restrittive, ma non certamente più liberaliste rispetto a quelle stabilite dal governo. E in ogni caso bisogna mettersi in contatto con quello che poi è la decisione ultima che spetta al Ministro della Salute. Ma la situazione sembra essere un po' migliorata andando in giro per le nostre città, perché vediamo che c'è una tensione in più. Certo c'è sempre qualcuno che continua impunemente a camminare senza gli ausili, quindi senza la mascherina, ma è chiaro che poi ciascuno si assume le proprie responsabilità rispetto a ciò che fa, ma ripeto, è importante non ledere la libertà altrui pensando di esercitare il proprio diritto alla libertà. Le situazioni intanto per quello che riguarda la scuola a livello nazionale destano preoccupazione perché stanno cominciando in alcune regioni a crescere i numeri. Ci sono dei casi anche in Calabria che sono stati localizzati soprattutto nella provincia di Reggio Calabria, in alcune situazioni, in alcune scuole, in alcuni licei, ma a livello nazionale si prova a tenere botta, così come si suol dire, per evitare che possa esserci un diffondersi poi difficilmente controllabile, ma anche relativamente ai fatti sportivi. Ai fatti sportivi abbiamo un campionato di calcio che da privilegiati hanno deciso di far ripartire, perché comunque certamente è un motore per quello che riguarda l'economia nazionale, ma i dati non sono molto confortanti. Sappiamo dei contagi che si stanno spargendo un po' a macchia di leopardo in tutti i campionati, ma soprattutto per quello che riguarda il campionato primario, che è quello di Serie A, dove ci sono delle situazioni ai limiti della praticabilità, e vedremo come andrà a finire ovviamente anche questa faccenda. Ma per continuare a parlare di Covid e riferendoci alla nostra regione, c'è una dichiarazione del sindaco Flavio Stasi, Corigliano Rossano, una città importante della nostra regione, che dice che è stato sprecato del tempo prezioso. Bisogna attivare laboratori per processare il maggior numero di tamponi a Rossano. Oltre 2 mesi fa la promessa dell'apertura di un laboratorio per processare i tamponi nella zona di Corigliano Rossano, ma ad oggi l'inaugurazione non è ancora avvenuta. Il sindaco Flavio Stasi spera che l'attivazione della struttura avvenga al più presto. Ci sono i lavori in corso perché purtroppo noi corriamo soltanto quando c'è l'emergenza, quando non c'è l'emergenza poi si ferma tutto e diventa tutto estremamente burocratico. Nelle ultime settimane sono intervenuto, devo dire siamo intervenuti in tanti, abbiamo sensibilizzato nuovamente l'azienda sanitaria, in questo caso anche la protezione civile regionale, rispetto a quello che doveva farsi, nel senso che è un secondo laboratorio in provincia di Cosenza è estremamente importante per il territorio e per l'intera provincia, perché sgrava il laboratorio dell'Annunziata in caso, quello che non ci auguriamo, di un aumento dell'intensità del contagio. Quindi adesso sono ripartiti i lavori, diciamo che io mi auguro che tra qualche giorno riceverò la notizia che i lavori sono finiti, che la macchina è montata e che si è pronti per attivare questa struttura, che è una struttura importante perché
non è soltanto questione di diagnosi, è anche questione di prevenzione, no? Di fatto quello che diceva il sindaco di Locri prima, no? Spesso, oppure l'ho sentito nel servizio, non ricordo, spesso ci si sta rendendo conto di essere contagiati quando si parte, ciò vuol dire che c'è una grande diffusione di asintomatici e gli asintomatici li becchi se riesci a fare diagnosi veloci, diagnosi snelle, se non c'è una trafila enorme, se non bisogna poi aspettare giorni e giorni, come purtroppo è capitato spesso anche nella fase più intensa. E quindi una struttura molto importante al servizio dell'intera provincia e della regione. I tempi di consegna però non sono ancora certi e Stasi dà un ultimatum affinché entro giovedì prossimo si possa finalmente porre la parola fine a questa intricata vicenda. Da qualche giorno non nego che sto andando con una certa assiduità a verificare, ho chiesto massima celerità all'azienda sanitaria, ho chiesto massima attenzione alla direzione sanitaria dell'ospedale, perché ritengo che questa sia una cosa che così come ho dichiarato qualche giorno fa, entro il 15 ottobre deve essere attivata, altrimenti secondo me chi è stato responsabile di questa cosa dovrebbe un attimino probabilmente riflettere. È una macchina, l'acquisto della macchina è stato finanziato dalla Protezione Civile regionale, la macchina è stata di fatto acquistata, è disponibile, i lavori dovevano partire prima e in questo momento la provincia di Cosenza avrebbe dovuto avere 2 laboratori di analisi per processare i tamponi. Ancora così non è, mi auguro che da qui a qualche giorno questa cosa qui venga, come dire, realizzata. Del resto sono stati spesi soldi dei calabresi per acquistare la macchina e quindi è giusto che la macchina venga utilizzata a servizio dei calabresi. Azioni politiche amministrative alla moviola. Nonostante poi l'emergenza, nonostante la necessità di attivare un secondo laboratorio in provincia di Cosenza che, stando poi a quelli che poi sono le difficoltà di collegamento, ma anche di viabilità, ma soprattutto di distanza, per un'azione concreta nei territori, non penso ci siano altre priorità. Comunque Stasi non lo manda a dire. A proposito di Covid invece interviene un senatore pentastellato calabrese che è Misiti, perché parla di Covid, certo, e dice che è un'emergenza, e dice che è importante, ma dice anche che non bisogna dimenticare le altre patologie su base infettiva. Un appello legato fondamentalmente alla carenza di posti, o meglio, i posti in questo momento malattie infettive sono volti a tutelare la salute dei pazienti che entrano in contagio con il Covid. Però non bisogna dimenticare che ci sono delle altre patologie che hanno bisogno del ricovero in malattia infettiva, che possono essere legate all'epatite virale, delle infezioni post-operurgiche, e tutto questo impone un'attenzione particolare. Non è possibile creare dei reparti Covid, dei reparti sulle malattie infettive, dimenticando che ci sono anche delle patologie di tipo infettivo che impongono e hanno necessità di ricovero. Quindi è un appello volto a che si osservino le norme ma che non si trascuri la salute dei cittadini. Non è assolutamente possibile dimenticare questo, così come non è possibile dimenticare che gli eroi, gli angeli che da tutti citati sono i medici, gli operatori sanitari, in questo momento sono guardati da mancanza di norme che li tutelino. E questa è una situazione diffusa, abbiamo visto nei servizi che abbiamo trattato anche in diversi ospedali, perché come cambiano i DPCM a secondo ovviamente di come cambiano le disposizioni sia nazionali che regionali, poi c'è una difficoltà oggettiva da parte dei posti di primo soccorso, di come garantire, di come tutelare l'ingresso ai reparti per le visite. È veramente una situazione che andrebbe normata con delle azioni concrete perché quello che ha detto Misiti è qualcosa di assolutamente serio, reale e anche grave, perché non esistono delle priorità. È tutta una priorità, ci sono delle malattie molto molto gravi al quale chiaramente non bisogna escludere la possibilità di entrare nei reparti e quindi capiremo e seguiremo anche questa azione che concretamente dovrà svilupparsi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, dandovene notizie opportunamente per tempo. Cambiamo pagina e apriamo perché esattamente una settimana fa vi avevamo detto che
erano in fase di svolgimento i secondi turni, quindi i ballottaggi per l'assegnazione del posto di primo cittadino in diversi comuni calabresi importanti come Crotone, come Reggio Calabria, così come San Giovanni in Fiore, così come Castrovillari. E adesso quindi 4 servizi con una pagina dedicata ai risultati elettorali della scorsa settimana. Per oggi comincia il secondo mandato di Giuseppe Falcomatà, confermato ieri sindaco di Reggio Calabria dopo un ballottaggio che lo ha visto nettamente prevalere sul suo competitor Antonino Minicucci, candidato in quota Lega e di tutto il resto del centrodestra. Quasi 9 punti di scarto in percentuale segnano evidentemente la distanza tra i due candidati. Per Giuseppe Falcomatà dunque un altro momento, un'altra occasione per dare continuità al suo lavoro. Il sindaco anche in campagna elettorale aveva chiarito che molte defianze c'erano state, ma era chiaro che una continuità sarebbe stata necessaria proprio per garantire l'ottenimento di risultati importanti. Poco dopo le 17, Vincenzo Voce arriva in Piazza dei Marinai. I dati giunti dalle sezioni della sua segreteria non lasciano dubbi. È lui, il nuovo sindaco di Crotone. L'exploit del primo turno che lo ha portato al ballottaggio con Antonio Manica è stato bissato. Anzi, il successo dell'ingegnere stavolta è stato straripante. Quasi 16.500 voti per il 63,95% delle preferenze. Bisogna mettere mano immediatamente al decoro e all'igiene urbana. La partecipata che la società crea in house del Comune di Crotone vuole ricapitalizzata e vuole messa nelle condizioni di effettuare e partire subito con la raccolta differenziata. Ecco, abbiamo numeri bassissimi, è un'indecenza. Ecco. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre e lo ha rimarcato ancora una volta Mimmo Lopolito, riconfermato sindaco alla guida di Castrovillari per i prossimi 5 anni, riferendosi ai precedenti ballottaggi che lo hanno portato ad amministrare la città del Pollino per una consigliatura e mezza. Io penso che questa è una città che ha capito e ci ha fatto vincere. Io sono davvero contento perché questa volta era un centro-sinistra un po' camuffato. A me piace dire che questa volta la sinistra, non avevamo nessun centro e quindi ci siamo caratterizzati per quello che può essere veramente un, non mi piace dirlo, ma un feudo, forse rende meglio il senso, un feudo della sinistra qui a Castrovillari. Grazie, ti aspetto Iole. Grazie di cuore. Vieni, ti aspetto. Ciao. La prima a fare gli auguri al neosindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, è la presidente Iole Santelli, che ha acquisito il risultato ufficiale, ha annunciato il suo arrivo per festeggiare il prestigioso traguardo raggiunto. Una bellissima vittoria per San Giovanni, la vittoria credo dei sangiovannesi, la vittoria di tutti noi, di chi ha voglia di dare qualcosa di nuovo, di bello, di importante a questa bellissima capitale della Sila. C'è da augurare ai sindaci neoeletti buon lavoro e questo è un augurio serio, non gli auguri solo per la vittoria, perché sono città al collasso, soprattutto relativamente a Reggio Calabria, la grande città metropolitana, poi arrivando a Crotone, la disillusa Crotone dopo la chiusura delle fabbriche. Sono passati talmente tanti anni che è una città che vive in uno stato di abbandono ma anche di degrado da diversi punti di vista, con una invece popolazione molto orgogliosa che ha dimostrato poi attraverso una scelta di cambiare pagina, di voltare pagina, di affidarsi a una lista civica senza colori politici che ha dato un grande schiaffo a quelli che potevano essere gli avversari, dimostrando quindi di poter cambiare pagina, con invece la riconferma che arriva da Castrovillari, il cambiamento che invece arriva a San Giovanni in Fiore, con i due candidati al ballottaggio che erano espressione del centrodestra, per arrivare poi a ciò che è accaduto anche in provincia di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro e quindi a Taurianova. Ma detto ciò, al netto di quello che dovranno impegnarsi a fare subito per risollevare le sorti di questi importanti presidi di umanità e di socialità di comuni importanti della nostra Calabria, c'è anche una pagina abbastanza scandalosa, perché i festeggiamenti di queste
elezioni li abbiamo probabilmente un po' visti tutto, ma guardiamo questo servizio. Avete visto i nostri servizi sui ballottaggi? Ebbene, avete notato anche l'affollamento che ha accompagnato la gioia per chi ha vinto. Tantissimi cittadini ammassati, a stretto contatto gli uni con gli altri. Onestamente fa una certa impressione, perché sembrano immagini girate un anno fa, quando il Covid non esisteva e i ritmi della nostra vita erano assai diversi. Oggi non è più così. Da più parti ci viene rivolto l'invito di stare attenti, di rispettare le distanze, applicare tutte le misure di protezione. Si impedisce a noi cittadini di recarci allo stadio, di non seguire gli spettacoli, si cancellano eventi, manifestazioni di tutti i tipi, finanche nelle pizzerie e nei ristoranti dobbiamo essere attenti e cauti. È la stessa politica ad invitarci a rispettare le regole ed è la stessa politica ad infrangerli, offrendo spettacoli come quelli che avete visto. Ora, va bene festeggiare una vittoria elettorale, ma non si possono calpestare le regole. Il distanziamento non può valere solo per i comuni mortali, ma deve valere per tutti. Ci dispiace dirlo, ma in questa circostanza la politica ha toppato e di brutto. Le regole, se esistono, devono essere rispettate da tutti, nessuno escluso. Ora va detto che la pagina vergognosa è stata scritta indiscriminatamente da tutti, qualora ce ne fosse bisogno, quindi è stata trasversale, perché ovviamente delle immagini poco congrue rispetto a quelle che poi sono le disposizioni sono arrivate, sono giunte in redazione, ma sono poi state diffuse e sono arrivate da tutti quanti i comuni, quindi chi più chi meno. Certo è che poi, criticando quello che abbiamo visto, degli scorci di immagine per quello che riguarda Castrovillari, così come Crotone, così come Taurianova, arrivando sino a Reggio Calabria, ma poi c'è un'altra situazione poco simpatica accaduta a San Giovanni in Fiore, dove la Presidente della Regione, che per prima si è preoccupata e prodigata di fare un decreto per l'obbligo delle mascherine all'aperto, queste sono le immagini che poi hanno fatto il giro della nazione, perché siamo riusciti nel giro di una settimana con prima le uscite infelici del vicepresidente della Giunta, nonché assessore alla cultura, rispetto a qualcosa che non abbiamo intenzione di ripetere, ma poi con queste immagini dei festeggiamenti post vittoria elettorale di Rosaria Succurro, mi pare che non ci siano altre parole da aggiungere, perché chiaramente ciascuno di noi ha la possibilità di guardare, di osservare e di farsi la propria idea, senza null'altro aggiungere al riguardo. Siamo giunti al termine di questo numero, ma è chiaro che prima di finire vi diamo invece una notizia che ha del positivo, perché per quello che riguarda invece l'inizio di questa settimana è giunta la carovana sportiva più importante d'Italia. Anche in questo caso la gente però è stata vicina al Giro d'Italia, ma con un buon utilizzo degli ausili di protezione, quindi delle mascherine. È arrivato il Giro d'Italia e ci sono state due tappe importanti. Una tappa in arrivo, che è stata quella di Camigliatello Silano, e quindi una vetrina importante per la bellissima Sila Cosentina, e poi la ripartenza il giorno dopo da Castrovillari alla Volta di Matera. Ma sentiamo questo servizio. Il Giro d'Italia non è altro che porta veramente a conoscere l'Italia in tutti i suoi aspetti, quindi Cosenza oggi è protagonista, Cosenza e la sua provincia è veramente protagonista. Chiaramente vanno sicuramente ringraziati tutti gli organizzatori, che chiaramente sono una macchina rodata, però ringraziamo anche il sindaco di Spezzano e anche tutte le altre forze di polizia, nonché anche la prefettura, consentitemi, perché dietro c'è un grande lavoro, al di là dell'organizzazione propria del Giro d'Italia. C'è tutta l'organizzazione di sicurezza intorno, quindi anche l'ANAS, gli enti locali eccetera, e tutti noi ci siamo prodigati perché tutto il percorso sia agibile, ma che ci sia la possibilità
di vedere de viso, insomma, questi campioni molto importanti. Sappiamo che il ciclismo poi è uno sport di fatica, quindi è uno sport importante, ma soprattutto è bellissimo, proprio si respira un'aria particolare, no? Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti di questo lavoro fatto, che è un lavoro di territorio, delle associazioni, delle forze dell'ordine, delle parrocchie, tutti quanti coloro si sono mobilitati, tutti gli enti, per far sì che si raggiungesse questo risultato nonostante l'emergenza in atto. Quindi veramente ce la stiamo mettendo tutta per mostrare la Calabria più bella e la Sila più bella al mondo. E quindi una buona pagina per quello che riguarda la promozione del territorio regionale, con per appunto il fatto che il Giro sia transitato e ripartito poi dalla nostra regione. Era l'ultimo servizio. Ovviamente prima di chiudere vi segnaliamo, vi invitiamo a frequentare, ovviamente con quelle che sono le disposizioni ministeriali e regionali in materia di spettacolo, la visita a un museo, perché no, riandare al cinema perché è importante, stanno ricominciando ad arrivare delle pellicole anche molto interessanti. Si è chiuso ieri, vi ricordiamo, il Festival Nazionale della Letteratura e del Diritto di Palmi, e quindi anche una 3 giorni molto importante che ha visto degli ospiti importanti e delle manifestazioni altrettanto importanti con una grande partecipazione di pubblico, ma prosegue perché ci sono stati degli incontri, dei dibattiti sullo stato dell'arte, tantissime prime nazionali, la presenza della critica di settore specializzata, il Festival di Primavera dei Teatri a Castrovillari che proseguirà, per cui provando a inserirsi in quelli che poi sono i posti contati e numerati, stando al fatto che siamo in una situazione di emergenza, potete provare a frequentare una città molto bella come quella di Castrovillari nel borgo antico, perché le location scelte proprio dall'organizzazione del festival, tra le altre cose, prevedono anche un intervento artistico da parte di Giancarlo Cauteruccio e dei Krypton, specialista nell'utilizzo delle luci, che ha fatto un vero lavoro per valorizzare le opere d'arte dal punto di vista architettonico all'interno della città di Castrovillari. Detto ciò, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ovviamente vi invitiamo a restare sul 10, questa è TEN, la televisione che 24 ore al giorno, tra news, telegiornali e approfondimenti, prova a darvi informazione.